profondità, bisogna metterci più velocità in queste battute. Centola dall'altra parte, ripartita, prova subito, pallonetto e trova un gol fantastico, il capitano del Ciampino va in vantaggio con un gol davvero eccezionale, un lob poco dopo la metà campo. Insomma il Ciampino quando alza il pressing sembra mettere in difficoltà le ragazze biancocelesti. Ancora Boni, adesso ha cambiato faccia. Da destra, lascia la battuta a Felicetti che va in mezzo, grandissimo pallone dentro, attenzione, il tocco per Ceccobelli che viene chiusa, attende il movimento delle compagne, Boni cerca sul secondo palo Ceccobelli, grandissima chiusura di Forge in anticipo, c'è ancora calcio d'angolo per la squadra di casa, ancora Boni, ancora l'inserimento di Ceccobelli, il pallone a cercare Ceccobelli, pareggio della Bessa quasi di pancia, il tocco di Ceccobelli che fa 1-1 dopo 4 minuti di gioco, insomma partirà subito forte la gara, botta e risposta tra le due squadre. Recupera in pressione offensiva Segarelli, fallo laterale per il Ciampino con Carrullo che potrebbe toccare lì per la numero 13, eccoci, pallone dentro, l'appoggio, ancora Segarelli col destro, Proietti con un ottimo riflesso, manda in calcio d'angolo, movimenti di Zampetti e De Angelis, alla fine ancora calcio d'angolo secondo l'arbitro, e così, quindi Felicetti pronta la battuta, il movimento di Zampetti sul primo palo che cicca quasi il pallone col mancino, peccato non aveva da giocare, recuperato dalla Besse con Croce che lo difende, guadagna un ottimo fallo laterale, insomma una situazione abbastanza complicata. Zampetti sistema il pallone sulla linea, cerca dall'altra parte Pier Simoni che appoggia subito di prima, pallone non precisissimo per Croce che forse poi tocca con la mano ma perde il pallone, Segarelli, tocco dietro per Carrullo, arriva il 2-1 del Ciampino, ingenuità difensiva della Bestia che perde palla a ridosso della propria area di rigore, in profondità, occhio all'errore, con Romano che recupera, Romano che tocca per Zampetti, una volta quasi un corner in favore del biancocelesti con Felicetti, mano sul pallone, ma il tocco per Boni, il pareggio della Bestia, 2-2, insomma le due migliori della Bestia, Felicetti e Boni confezioni, tocca per De Luna, si ricomincia, Aldino, Verrelli a destra, tocco per De Luna, non riesce ad agganciare, poi il pallone lasciato libero, ancora De Lulli, Verrelli e nuovamente in vantaggio il Ciampino, nuovamente il Spagna in vantaggio, insomma gran gol, grande azione in velocità. Passa, poi alla fine si lancia in avanti, Proietti, tocco largo per Ceccobelli, prova a salire, Ceccobelli, dribbling sul centro, la lascia sul posto, Ceccobelli, potrebbe anche provare il tiro, il dribbling sul palo, grandissima azione della numero 1, Boni sale, Proietti cerca a sinistra per il Boni, la chiusura, la diagonale difensiva di Carullo, quindi Ceccobelli in mezzo al campo, attaccata molto bene da Furzi che gli passa davanti, Furzi tocco per Centola, sfiora, il gol di 4-2, mettere in gioco, si avvicina Boni, tocco per Ceccobelli, poi tocco dentro e la rete non so se abbia toccato Boni davanti a Taccaliti, ma arriva il nuovo pareggio della Bestia, copre molto bene il primo palo, Proietti stavolta, ancora fallo laterale in favore delle ospiti, con Carullo, una delle più attive, tocco per Seganelli che trova il destro al volo, pericolosa, perde il pallone però Pier Simoni con De Luna, le gira davanti Pier Simoni, buona la copertura, Pier Simoni trova una giocata magica, non riesce ad andare, alla fine c'è un fallo proprio della ragazza numero 13, Albino, bene Felicetti, finisce qui il primo tempo, 3-3, insomma risultato una partita molto aperta tra la Bes e Ciampino. Ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo. Arriva, torna Segarelli che tocca per Albino, ancora Segarelli, Verrelli per Albino con la sola, sposta il pallone, Segarelli in mezzo al campo, il tocco per Lucentini, l'anticipo di Ceccobelli che prova a lanciarsi, ma Verrelli riesce a mettersi davanti, a recuperare, a dribblarla, rischia il dribbling e perde il pallone. De Santis arriva al giro in scivolata, grandissima chiusura, quindi Segarelli dall'altra parte, recupera Segarelli, arriva il 4-3 del Ciampino in ripartenza, insomma c'era una grande occasione per la Bes, non sembra passare il pressing squadra ospite, quindi Ceccobelli
largo ancora una volta per Felicetti, buono il pallone per Cecco Belli, buono il triple, Cecco Belli, gol meritatissimo, la Best trova per la quarta volta il pareggio durante questa gara, segna la numero 20, una volta fallita, quindi Proietti dentro, mano, prova a difendere il pallone, non riesce però ad agganciarlo, allora rimessa dal fondo dall'altra parte con Taccaliti, si propone 100 alla basso, riceve la numero 22, capitano delle ospiti, troppo dentro per De Luna, potrebbe girarsi ed allargare, poi il pallone buono per Centola, poi il pallone finisce in porta, secondo gol di giornata per il capitano, per la numero 22, Centola, quinta volta in vantaggio per gli ospiti, angoli della Best, tocco per Pier Simoni, per dietro per Romano, spazio, non riesce però a concludere, Cecco Belli, buono il pallone per Pier Simoni, era di rigore Pier Simoni, 5-5, insomma non finisce mai questa gara, insomma botta e risposta continuo tra le due squadre laziali, Ciancarelli, Centola, Albino, salvano ancora una volta tutte le giocatrici in maglia gialla, Verrelli, De Luna, quasi attacco contro difesa, adesso negli ultimi minuti sbaglia il tocco per Segarelli, attenzione perché c'è Boni che calcia subito e poi il gol di Boni da centrocampo, gran gol, insomma l'avevamo preannunciato in Ciampino che si stava prendendo tanti e allora ancora Centola deve cercare la porta Ciampino, fa con Segarelli che non trova lo specchio, calcia alto sopra la traversa e allora ancora Proietti, lungo, cercare Albino, Boni al volo, trova bene Formiconi, De Angelis riesce a mandare avanti il pallone, e finisce qui la gara con la Best che soffre dall'inizio alla fine ma riesce a trovare dei punti importanti.